Controlli straordinari della circolazione stradale disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri, da Licata a Canicattì, da Sciacca a Cammarata, non tralasciando la città dei Templi. Per tutta la sera e fino a notte inoltrata, oltre 50 pattuglie dell'Arma con 150 carabinieri hanno perlustrato tutto il territorio provinciale, effettuando un centinaio di posti di blocco in tutte le principali arterie. Sono stati presi di mira soprattutto quei comportamenti adottati dai conducenti prima di mettersi alla guida e mentre si conduce un'auto, lotta alla guida pericolosa con l'uso del cellulare, ma anche guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di stupefacenti. Un occhio particolare è stato poi dato all'uso del casco protettivo, alla revisione dei veicoli, alle coperture assicurative. Sono scesi in campo i carabinieri di tutte le compagnie del comando provinciale, al comando degli uffici responsabili, che hanno piazzato nei punti nevralgici del territorio pattuglie delle 45 stazioni e tenenze dell'Arma, ma anche motociclisti, autoradio, dei nuclei radiomobili. I controlli continueranno senza sosta al fine di prevenire ulteriori gravi fatti di sangue sulle strade provinciali per tutto il fine settimana. Allora, questa sera stiamo svolgendo un servizio straordinario di controllo del territorio organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento. È un servizio che interessa tutta la provincia di Agrigento e in particolare stiamo svolgendo un'attività di sensibilizzazione e correzione verso quelle condotte della circolazione stradale che possono essere un po' più problematiche, quale la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche, e guida di motocicli senza il casco, e anche elementi distrattori quali possono essere la guida con l'uso del cellulare, che possono causare molti incidenti, notando che negli ultimi giorni c'è stata una recrudescenza di incidenti spesso autonomi e anche mortali. Allora si è deciso di intraprendere questo servizio di controllo per sensibilizzare la popolazione e, come ho detto prima, correggere quelle che possono essere le condotte più sbagliate. C'è una necessità comunque, quella di formare anche i fruitori della strada ad una condotta più rigorosa rispetto delle regole. Come si può intervenire in questo senso? La nostra formazione parte dalle scuole. Noi ogni anno, a partire dalle scuole elementari, medie e superiori, sensibilizziamo i ragazzi per far maturare loro una coscienza verso l'educazione alla legalità e l'educazione alla sicurezza stradale. In questa maniera si possono formare gli autisti, i motociclisti del domani, e poi anche mediante questi servizi, non necessariamente o particolarmente repressivi, ma verso una, come detto prima, sensibilizzazione delle utenze sulla strada. Ci sono delle emergenze particolari ad Agrigento? Ma le emergenze sono quelle comuni alle città. Comunque c'è una guida sempre sotto l'effetto di bevande alcoliche, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e un aumento di guide, di distrazioni, un aumento di incidenti causati dalla distrazione, che possono essere nella maggior parte dei casi o l'alta velocità o l'uso del cellulare. Riguardo all'uso del cellulare, com'è possibile comunque intervenire? Perché di fatto l'incidente succede perché sfugge al controllo. L'incidente accade a causa del cellulare principalmente perché chi guida è consapevole e sicuro di riuscire a fare più cose. Quindi riuscire a rispondere al cellulare, riuscire a mandare un messaggio e contemporaneamente guidare. Il problema è che la strada comunque offre degli imprevisti, delle causalità che non possono essere anticipate se non con una pronta reattività e concentrazione. Quindi quello che bisogna fare è ovviamente reprimere quando ci si trova di fronte a delle condotte di uso di cellulare, però far capire comunque, come detto prima, alla popolazione che la reattività deve essere sempre pronta e immediata, perché la strada conosce molte incognite e molti imprevisti improvvisi.